Si pregherà per Gloria e Marco martedì dalle 20 nella chiesa di San Pietro a Campo San Piero, anche se, come avete sentito dal legale della famiglia Trevisan, la possibilità di trovare ancora in vita i due architetti e fidanzati con il passare delle ore diventa sempre più remota. Da ieri sono ore davvero drammatiche di grande angoscia. Domani sera ci sarà una veglia presso la parrocchia che è stata organizzata dal parroco Don Claudio Bosa. Insieme così abbiamo condiviso ieri la vicinanza a questa famiglia e la voglia di esprimere per quel poco che possiamo un abbraccio a loro e così lo stringerci assieme nel vivere queste ore così tragiche. Gloria è espatriata per cercare il lavoro da architetta che qui in Italia gli era stato offerto a un compenso irrisorio, mentre a Londra la retribuzione le avrebbe offerto migliori prospettive. Triste. Sono cose che purtroppo oggi succedono. Dispiace tantissimo, anche perché comunque è un fatto che non è la prima volta che succede per noi qua in Italia. Purtroppo qui da noi è difficilissimo trovare lavoro al giorno d'oggi, quindi noi giovani siamo costretti a cercarlo altrove. Diventa più semplice trovare posto all'estero e hanno più possibilità sicuramente. Avevano così delle prospettive in mente, ma probabilmente non so se riusciranno a realizzarle.